Un vero e proprio bazar della droga trovato in un appartamento di lusso nella prima periferia di Treviso. Gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato ben 11 litri e 250 millilitri di GBL, la droga dello stupro, e diverse sostanze anabolizzanti, metanfetamine, ecstasy, chetamina, eroina, morfina, testosterone. L'indagine è scattata dopo un normale controllo di una macchina di grosso cilindrata a Treviso. All'alta della polizia l'uomo, 35 anni, procacciatore d'affari nel settore della tipografia, si è fermato, ma alcuni suoi atteggiamenti hanno destato dei sospetti che poi si sono rilevati fondati. All'interno della vettura, in vari contenitori, la droga dello stupro. Una sostanza dagli effetti dirompenti, annulla la volontà di chi l'assume e ne rimuove completamente la memoria. È una sostanza che può facilmente originare l'overdose, sulla quale verranno esperiti anche gli accertamenti scientifici necessari. Nessuna giustificazione plausibile per il possesso della droga, così gli investigatori hanno deciso di perquisire l'abitazione del 35enne. L'uomo abita assieme ad un amico originario di Vicenza, quarantenne, culturista disoccupato con la passione della palestra. In casa sono state trovate tutte le altre sostanze. All'interno dell'abitazione del giovane è stata reperita infatti una quantità varia di sostanze stupefacenti, tutte prevalentemente a base sintetica. I due uomini senza precedenti sono stati arrestati e portati nel carcere di Treviso. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Paolo Fietta. Stiamo verificando tutte le ipotesi possibili atte appunto a definire questo nuovo mercato delle cosiddette smart drug che si stanno diffondendo nel nostro territorio. La droga sequestrata ha un valore sul mercato di circa 100.000 euro. Intanto gli investigatori stanno indagando per accertare la destinazione della sostanza stupefacente.